Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, mi è capitato tra le mani giorni fa questo libro, guardate, sono andato su Amazon e io solitamente vado su Amazon e cerco di trovare qualche testo interessante e mi ha colpito La malattia è mia amica. Guardo alla quarta di copertina e vedo Giuseppe Canonaco, medico fisiatra che lavora a Cosenza, a Bologna, centri un po' sparsi in tutta Italia. Allora ho detto, vabbè, io voglio saperne di più su questo libro perché scusate, ha una sua, come dire, ha una sua filosofia nel raccontare, proprio nel tenere insieme due aspetti fondamentali della nostra esistenza, il soma e la mente. Mi ha incuriosito ed è qui con me il dottor Giuseppe Canonaco. Grazie per essere qui. Ma perché questa, come dire, questa necessità, questa voglia, questo desiderio di andare a spogliare il sintomo della malattia e di, come dire, cercare di recuperare quella radice, che è la radice che sta dentro l'anima? Perché? Questa è la chiave di lettura? Grazie Attilio comunque per l'invito. Sai che ho accettato volentieri perché, ti ripeto, oltre che parlare del libro, ecco, vorrei parlare proprio perché alla fine ho scritto questo libro. Perché io sono fisiatra, sono medico dello sport, diciamo, lavoro con le mani, sono medico manuale e quindi io curo il corpo. Ti posso dire che ogni volta che tratto un paziente, sono ormai 25 anni che faccio questo lavoro, ogni volta che toccavo un particolare muscolo, una particolare zona, vedevo che il paziente reagiva in maniera davvero incredibile, a volte piangeva senza motivo, a volte si liberava. E ho capito che effettivamente dietro la malattia c'è sempre un blocco, c'è sempre qualcosa che purtroppo in quel momento il paziente vive e vive male. Okay? Quindi immagina che questo libro parte proprio, la spinta che è stata data dai miei pazienti, perché i miei pazienti in questi anni ho veramente capito cosa vuol dire. Ti hanno trasferito delle emozioni, Esatto. Queste emozioni hai cercato in qualche modo di racchiuderle in questo volume, ma anche di analizzarle, anche di andare alla radice di tutto, perché tu parti addirittura dalla filosofia greca. No? Esatto, bisogna recuperare. Io poi sono andato a approfondire questi discorsi ovviamente perché ci sono tantissimi medici che stanno studiando questo tipo di nuovo approccio, l'approccio biologico, cosiddetto biologico. La natura di per sé considera non fa nulla di male, no? La natura è benigna. Partiamo dal concetto che la natura è perfetta. Ogni manifestazione, ogni sintomo è un qualcosa che appunto la natura è un segnale che la natura vuole dirci, ci vuole comunicare. Quindi la malattia è un segnale, diciamo, certo, in questo senso amica, no? Perché esatto, segnala all'individuo, guarda che c'è qualcosa evidentemente esatto, che amica proprio nel perché tuo equilibrio complessivo non funziona. Esatto, è un'opportunità proprio per chi in quel momento sì, sta male, sta soffrendo, però capire perché è arrivato a soffrire, perché ha quel dolore, perché ha quel disturbo. No? Allora nel libro mi soffermo su tutti i vari sintomi, sono un po' anche uscito soltanto da quello che è il mio lavoro da fisiatra, da medico manuale, perché proprio se vai a vedere, ci siamo chiesti a un certo punto, io ovviamente è un gruppo di medici che insomma lavoriamo da anni su questi temi, per esempio perché il dolore, no? Allora tu ti chiedi, tu sei andato proprio a prendere il sintomo. Perché la natura manda il dolore? Cosa vuole dire in quel momento? Perché? Allora tu consideri che il dolore è visto come un qualcosa che ti dice fermati, ok? Ti manda il dolore proprio perché ti vuole fermare, per darti il tempo e la possibilità di uscire da quella situazione che stai affrontando. Quindi la psiche che certo, in qualche quindi modo... il collegamento del malato, c'è una rivalutazione del malato, no? Il malato non va più visto come
un'entità a sé, come un insieme di cellule. Cioè non va curato il sintomo, esatto, diciamo, bisogna andare alla radice del problema. Perché in quel momento il paziente va visto come un insieme fra emozioni, mente e corpo. Considera che ci sono degli studi recentissimi che ti fanno veramente capire, perché se io tengo attive alcune parti, alcuni neuroni, alcuni relè cerebrali, considera io tengo sempre attivo alcune parti del mio corpo. E quindi questa relazione è proprio biologica, perché ormai le neuroscienze, no? Ormai hanno messo c'è proprio una comunicazione fra cervello e corpo, il tutto seguito dalle emozioni. Ormai, credimi, non si parla più di stress, infatti lo scrivo pure. Lo stress è troppo un discorso generico, no? Tutto può essere stressante. Quando uno non sa che cosa dire, esatto. dice vabbè sei un po' stressato, e non vuol dire niente. Non vuol dire niente, esatto. Spiegami perché sono stressato, quali sono le ragioni, quindi vanno ricercati. È come io vivo quella situazione che diventa uno stress. Allora immagina per esempio una persona che anche una cosa, un minimo stress, immagina di camminare e di inciampare un attimo in un gradino, no? Allora lì si attivano tutta una serie di situazioni che sono innate nel nostro corpo, no? Che fai? Tutto quello che pensavi ti blocchi, metti le mani avanti, vai in difesa, si agita, vai in tachicardia, perché stai per cadere. Va in tilt tutto il sistema. Esatto, anche se tu stai pensando ad altro, è un fatto automatico, capito? Allora rientriamo nel discorso del sistema nervoso, diciamo, autonomo, capito? Il nostro corpo in questi milioni di anni, perché il nostro corpo immagina che è partito come a livello cellulare da milioni di anni, ha inserito ormai dei meccanismi automatici. Mi segui? Quindi tu immagina di inciampare tutti i giorni un gradino. Senti, cosa possiamo imparare noi dal corpo? Ma tutto. Il corpo, guarda, non c'è nulla che la natura fa, perché non c'è ogni sintomo in realtà è un processo biologico, è un processo sensato e biologico, perché la malattia va un po', diciamo, il termine malattia andrebbe un po', io infatti l'ho rivisto, parlo di benattia, sì. Perché in quel momento... In questo senso amica. No? Esatto, perché mi sta comunicando alcune situazioni, devo essere bravo io a capirle, perché considera, è normale, quando parliamo di un discorso, diciamo, acuto, traumatologico, quello è un discorso diverso, no? Cosa, sì. Però la maggior parte delle malattie che sono croniche sono malattie che in realtà siamo noi a crearci, per come stiamo affrontando e come stiamo vivendo. Quasi per difenderci, no? Ma non sempre per difenderci a volte. A volte, credimi, è proprio un discorso innato. Siamo noi che a volte vediamo la malattia come un qualcosa di... In quel momento il dolore ci serve, il dolore ci deve fermare. Per questo poi per me è più semplice fare questo discorso, perché io come medico manuale vado a ridurre il dolore, a recuperare quell'articolazione, ma non vado a sostituirla, non vado a creare, a intervenire dal punto di vista farmacologico, mi segui? Questo è il discorso importante. Tu non hai molti farmaci, no? Il farmaco blocca, il farmaco purtroppo blocca. Non mi dà il tempo di guarire, blocca un processo biologico. Io in quel momento ho bisogno del dolore. Se prendo un antidolorifico e mi rimetto in moto, sto andando contro natura. Tu per esempio parli pure dell'osteoporosi, no? L'osteoporosi, molti ricorrono agli antinfiammatori e sono tocca sana, ma il problema è di diversa natura. Certo. Però, no? Anche sull'artrosi, io ho fatto un capitolo a parte proprio sull'artrosi, proprio per cercare di far capire alle persone che in realtà l'artrosi non è una malattia della vecchiaia, no? Come si pensa, dice sto diventando vecchio, non è vero. Abbiamo visto persone di 80 anni, 85 anni, 90 anni che non hanno nessuna forma di artrosi, così come mi capita spesso di trovare dei giovani, trentenni con delle forme di artrosi importanti. L'artrosi va visto sempre come un discorso, un'articolazione che lavora male, ok? E si degenera dal punto di vista articolare. Però perché quell'articolazione sta lavorando male? Ma quando è arrivato uno stadio di degenerazione, no? Cioè, come fai a recuperarlo? Guarda, considera che il processo artrosico dura 30 anni, quindi in realtà è difficile, proprio il corpo è preciso, il corpo ti comincia a mandare dei segnali.
tutto sta a noi ascoltarli. È il discorso che percepirli, dicevo, se sentirli, tu prendi il insomma, farmaco, annulli. È come E quindi non lo senti. Certo, io faccio l'esempio sempre della macchina, no? Se si accende la spia dell'olio, che fai? Vai dal meccanico oppure rompi la spia dell'olio? Ti sta comunicando c'è qualcosa che non va. Diciamo che tutto parte proprio dall'ascolto del corpo. Mi segui? È quello che è importante. Ma perché questa esigenza di come dire, mettere nero su bianco questa parte, diciamo, di concetto, no? del concetto di malattia, di individuo, di soma, di anima, di corpo, questa, come dire, questa lettura integrata della malattia? Perché lei hai avvertito questa esigenza? Perché tu hai avuto modo di vedere migliaia e migliaia di pazienti. Certo, tutto parte dalla mia esperienza lavorativa, perché vedendo veramente, sono 25 anni che lavoro, diciamo, da un punto di vista ininterrottamente, quindi, diciamo, però ti ripeto, la spinta, sai cosa mi è stata data anche da alcune esperienze personali ed anche da alcune persone care che purtroppo, sai, alla fine hanno sofferto e insomma hanno avuto dei problemi, e questa è stata un pochino anche la spinta. Infatti vorrei, diciamo, l'idea mia di creare proprio un centro che non sia per la cura, questi ne ho creati alcuni per fortuna, insomma, però vorrei creare proprio un centro per la conoscenza. Bisogna conoscere il nostro corpo. Io il titolo alla fine l'ho chiamato La malattia mia amica, però in realtà il titolo era Perché ci ammaliamo, ok? Solo che era un titolo un pochino... Perché ci ammaliamo? Esatto, mi intriga questa cosa. È questo che dobbiamo cercare di capire. Idea? Tu considera che la medicina ufficiale attualmente, per tantissime, purtroppo, numerosissime malattie, non conosce la causa, ok? Ti dice, sono cause un pochino troppo generiche, no? Perché ti dice, ovviamente, cause sconosciute, oppure eziologia, non lo so, all'ambientale, l'ambiente, il fumo. In realtà è vero, è importante l'alimentazione, è importante lo stile di vita, sono cose fondamentali, credimi, però è importante soprattutto la mente, credimi. Io sono arrivato alla conclusione, e lo dico da fisiatra, da medico dello sport, quindi sai, non è che lo dico in maniera interessata, sono arrivato alla conclusione che tutto parte dalla mente, perché la nostra mente è direttamente il nostro computer. Non possiamo, tu considera... Ecco, non tener conto. Esatto, tu all'inizio hai parlato ovviamente di Ippocrate, no? Hai detto, riferimento all'antica Grecia, cioè Ippocrate aveva capito che c'era questo discorso, addirittura lui divideva, non so se hai letto qualcosa, sicuramente l'ho letto tutto, l'ho divorato, esatto, questo libro. Lui parlava dei 4, diciamo, tipi biomorali. No? Allora c'era il bilioso, il rancoroso, lui addirittura proprio parlava già dal secondo del carattere, il paziente sviluppava alcune malattie. Quindi immagina come, diciamo, i greci erano molto, molto avanti in questo discorso. Poi però si è perso questo rapporto, questo discorso, questo rapporto mente-corpo, è andato un po' a perdersi, soprattutto dopo nel 600, nel 700, quando con l'avvento del microscopio, è diventata una medicina purtroppo, io la chiamo riduzionistica, cioè quello che vedo è, ok? Ma in realtà non è così. Io è vero, vedo un'articolazione, una spalla, ho un'ernia del disco, ho una patologia, la posso vedere con la risonanza, la posso vedere in 3000 modi, ma perché? Ma quella c'è. Perché mi è venuta? Perché mi sono ammalato? Perché mi è venuta l'ernia? Io poi dopo, se abbiamo tempo, volevo anche lasciare una piccola, diciamo, un messaggio anche a tutti i nostri ascoltatori. Come no? La domanda che non ci facciamo quasi mai da medici, no? A volte, perché a destra e non a sinistra? No? Perché si ammala il ginocchio destro e non il ginocchio sinistro, pur avendo la stessa età e quindi la stessa usura, se vogliamo fare un discorso di usura, no? Allora vedi che perché, scusami? Tutta la medicina, credimi... No, mi incuriosisci, perché lo so, questo lo lasciamo per ultimo, sennò poi... Questo lo lasciamo per ultimo. Sì. Senti, posso leggere un passaggio del libro in cui dici: nella variopinta giungla delle terapie e dei rimedi di tutti i generi, dal medico ufficialmente riconosciuto, all'agopuntore, all'omeopata settoriale, al neuropata
dalla delle ossa con esatto. cui è applicata la terapia, cioè il mio intento in questo libro è quello di permettere una sobria riflessione in questo campo terapeutico così importante, affrontandolo con un'attitudine di schietta osservazione e verifica scientifica, cioè come dire, non disconosci quelle che sono come dire, tutte quelle che sono le teorie della medicina ufficiale. Ci mancherebbe. Tu affianchi a questa una riflessione, che è una cosa diversa. Come no? Cioè vai a sommare alla conoscenza scientifica un approccio che viene dall'osservazione, dall'ascolto, mi pare. Certo, No? perché l'approccio, diciamo, nostro medico, perché poi la medicina è una, poi la dividiamo in 3000 cose, ma la medicina è una. La nostra medicina ultimamente si sta orientando un pochino più sulla terapia, okay? Sull'approccio terapeutico. E in realtà si sta perdendo un pochino proprio l'approccio diagnostico, capito? La causa. Allora, questo io posso fare la migliore cura al mondo per qualunque tipo di malattia, posso stare bene, posso a un certo punto curarmi in una maniera ottimale, dopo qualche anno mi ritorna. Vedi? Quindi alla fine, perché mi è ritornato? Non hai risolto il problema. Perché? Hai rimandato il problema. Esatto. Io non ho, in questo libro, uno lo legge, poi alla fine non ho delle certezze, ok? Non ho nessuna certezza, perché magari, cioè, non è, io faccio il clinico, io lavoro sui miei pazienti, mi piace, ormai abbiamo improntato un rapporto medico-paziente che è davvero un rapporto, cioè, veramente da pari a pari, okay? Perché il rapporto, ecco, deve cambiare un pochino questo approccio del medico che sa e del paziente che non sa. Noi abbiamo la figura... rendi edotto il paziente, certo, di quello figura, che è tutto esatto. il percorso. Però è il paziente che ci guida nel suo percorso, è il paziente che sa. In che senso? Il paziente che guida il conosce, percorso? e lui sa quando si è ammalato, perché si è ammalato. Se vai a fare le domande giuste scopri tante cose. Mi segui? Nel momento in cui succede qualcosa vuol dire che prima di ammalare, prima che si uscisse fuori il sintomo, qualcosa è successo. Ma tu che fai? Quindi cataloghi tutta una serie di Sì, esatto. Noi abbiamo questa cosa di un pochino di andare a segnare tutto, andare a approcciare tutto. Abbiamo fatto delle pubblicazioni, però sai, le riviste scientifiche poi ancora adesso si fa fatica a parlare di mente. Mi segui? Questo è un discorso che molte volte il paziente giustamente, la prima cosa più importante, e su questo diciamo noi siamo, la fortuna nostra è che grazie alla medicina manuale tu riesci a stare bene, a togliere il dolore. Poi l'approccio ti serve proprio per evitare una recidiva, perché in realtà è il microtrauma ripetuto che poi ti crea la patologia. Quindi tu vai anche come dire, a sbloccare quelle emozioni che sono rimaste, esatto, no? però sono ti ripeto, rimaste prigioniere e che poi hanno generato il sintomo. Questo potrebbe essere, però non puoi farlo con tutti. Devi sapere chi hai di fronte, è caso per caso. Io dico sempre, alcuni pazienti conviene lasciarli in quel modo, perché sai, ci sono delle situazioni magari davvero vecchie, davvero inveterate, che molte volte modificarle... Se vai a scuotere, esatto. Magari chissà che quindi vai a scombinare è sempre caso per equilibri. caso, sempre caso per caso. Infatti il titolo del mio libro è anche un titolo un po', diciamo, impegnativo, no? Perché la malattia è mia amica. Insomma. Però ecco, è per fare in modo che chi non è pronto può anche non leggerlo, non gli fa del bene. Okay? Chi invece vuole mettersi un pochino alla curiosità, vuole capire proprio perché, diciamo, io quello che del mio libro non do delle certezze, però comincio a creare dei dubbi, sì, che poi già deve partire la curiosità. Ecco, se parte la curiosità, poi ho lasciato una serie di libri da leggere, tutti i testi consigliati, perché credimi, il mondo comunque sta andando in questa direzione, magari ci metteremo 100 anni, perché ci vuole tempo, però... Quando ho ordinato poi questo libro, mi è capitato 2 o 3 domeniche fa, se la memoria non mi inganna, che sul Corriere della Sera, o Speciale Salute, ho riscontrato questa teoria. Venga a fare la posta, sì. Questa teoria sembrava essere, come dire, l'estratto del pezzo sembrava essere, come dire, stato rubato, tra virgolette, da questo libro. Quindi segno evidente che ci sono dei nuovi, no? Sì, perché... nuove scuole di pensiero che dicono, ma attenzione,
andiamo oltre il sintomo, cerchiamo di capire, cerchiamo di interpretare, di ascoltare, di immedesimarci, di entrare dentro, di scavare, di avere la possibilità, perché poi la malattia e il paziente ci danno forse le soluzioni, ci danno gli elementi per risolvere il problema. E questo mi pare, no? Proprio così, Attilio, perché comunque è il paziente che ce lo chiede. Perché il paziente con internet, con tutta una serie di, ormai ovviamente Va di lì, social, vede quello che ha, dice esatto. ho questa... Sì, però sta diventando un pochino più edotto, credimi, alla fine comincia anche lui a pretendere, a chiedere. Ma quando viene il paziente da te dice guarda dottore, io ho questo problema alla gamba, fammi guarire, oppure guarda mi hanno dato una serie di antinfiammatori, ho provato questi antinfiammatori, per un po' di tempo il sintomo ha rallentato, però adesso non riesco più ad andare avanti con antinfiammatori. Che cosa si può fare a quel punto? Esatto. Pino Canonico che dice? Hai letto il libro? Che dice? Complimenti, l'hai letto davvero, perché Che c'è proprio dice? il capitolo, Che il dice? mio paziente tipo. Che dice? Arriva così, arriva che ha dice? già fatto 3 risonanze, ha fatto tutte altre cure farmacologiche, ha fatto altre cose, e ovviamente purtroppo spesso non risolve, perché è andato solo sul sintomo, non è andato sulla causa. Io, per fare un discorso anche diciamo un pochino pratico, no? Adesso a Bologna terremo un convegno il 21, mi ricordo, sulla spalla, così entriamo anche, perché poi considera ci sono anche dei casi clinici, infatti, quindi esatto, uno si può rivedere un pochino. Tu considera che la spalla, dice, un dolore di spalla può avere 22 cause, no? Dal punto di vista proprio biomeccanico. Okay? Quindi a togliere il dolore, andare a fare, che ne so, delle infiltrazioni, a fare la terapia farmacologica, andare a fare anche l'intervento stesso, può essere anche un discorso che si può fare, ma non toglie purtroppo la causa. Se vai a vedere molte volte la spalla, io la muovo in quel modo e lavora male proprio per una serie di posture, di adattamenti che ho creato. Quindi se non vado alla base a togliere, spesso c'ho per esempio un sovraccarico, una scapola che lateralizza, che mi porta quindi la testa dell'omero fuori asse, per cui si crea un conflitto proprio scapolo-omerale. Se io non tolgo il conflitto, qualunque cosa faccio sul sintomo non ho mai risultato. Quindi vedi, molte volte basta poco, a volte bastano 2 o 3 sedute, ma a volte non lavoriamo mai sulla spalla. Mi è capitato di non toccare una spalla proprio dal punto di vista manuale e rimetterla a posto liberando il trapezio, liberando la scapola. Questo dal punto di vista manuale, mi segui? Quindi vedi come cambia. Molte volte qualunque terapia fai, se non è mirata, se non è specifica, se non è proprio per quel tipo di paziente, rischi di non aiutarlo. Scusa, tu dici il dolore è dunque un sintomo sempre associato ad un organo che sta riparando. Cioè il dolore sta riparando l'organo. Questo, guarda, è uno studio bellissimo, ci sono 4.000 studi che hanno fatto. Spiegami questo concetto. Tu considera che noi abbiamo una fase, diciamo, attiva, cosiddetta, diciamo, adrenalinica, simpatico-tonica, okay? E una fase invece vagotonica, una fase di riposo, no? Quindi immagina, durante il giorno lavorano, si liberano degli ormoni, nella notte ovviamente ne liberiamo altri. Okay? La nostra vita è fatta così proprio, no? Tutto il nostro, abbiamo simpatico tonico e vagotonico. Quindi abbiamo un momento in cui abbiamo un modo per una fase cosiddetta attiva e poi abbiamo una fase invece di risoluzione passiva, okay? In cui non facciamo nulla, no? Quando dormiamo, però noi dormiamo, però il corpo rigenera. È importante dormire, questo ormai lo sanno tutti, no? Addirittura si parla dalle 6 alle 8 ore al giorno minimo, proprio per fare in modo... Chi ci riesce, va bene. Chi ci riesce, esatto. Per fare in modo che appunto il nostro corpo recuperi tutto quello che ha perso durante la giornata. Tutta l'energia, anche l'energia, ma anche a livello ormonale, no? Il cortisolo, tutti gli ormoni che hanno tutto un andamento, si chiama proprio il circadiano, cioè giorno-notte, giorno-notte. E questo... Per esempio è anche importante conoscerlo per il modo di somministrare i farmaci, no? Se io somministro del cortisone devo sapere a che ora somministrarlo. Se già c'è del cortisone mio, la mattina e il giorno non ha senso, no? Quindi vedi come comunque gli studi che stanno uscendo sono davvero degli studi, insomma, nuovi e importanti. E tornando al tuo discorso, considera che nella fase attiva, nel momento in cui io sto vivendo una situazione importante, che il mio corpo non accetta, facciamo così, senza entrare nello specifico, in quel momento si chiama fase attiva.
Io sono concentrato nel risolvere il mio problema, penso solo a quello, non dormo, ok? Comincio ad avere un po' di insonnia, diciamo, non ho fame, ho le mani fredde. Siamo in una fase cosiddetta simpatico-tonica, va bene? Questa fase può durare un mese, può durare 10 mesi, può durare un anno, può durare tutta la vita. Nel momento in cui però risolvo, tu immagini in questa fase però non ho dolore, è una fase silenziosa si chiama. Nel momento in cui invece ho la risoluzione di questo problema, si abbassa il livello di attenzione, risolvo il problema e escono fuori. Esce la fase vagotonica, esce il dolore, escono i sintomi, tutti i vari sintomi. Io parlavo anche nel libro, parlo anche della febbre, no? Visto Sì, perché viene la febbre? La febbre è in vagotonia ovviamente, è risoluzione. Perché? Perché la febbre è non, che ne so, il freddo. No? Allora la febbre perché il calore mi serve per accelerare il mio processo di guarigione, però la fase diciamo, di malattia, cosiddetta di malattia, l'ho avuta prima, in quel momento devo recuperare e quindi la natura che è perfetta mi accelera tutti i vari processi tramite il calore, tramite la febbre, quindi vedi la natura com'è, è perfetta. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, tra poco, molto interessante questa discussione, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Dottor Giuseppe Calamaco, stiamo affrontando questo tema trattato nel suo libro che vi faccio vedere, che è quello qui, la telecamera, quella brava, qual è quella che studia ogni tanto, eccola qua, la malattia è mia amica e ci sta spiegando come approcciarci al sintomo. Alcune volte però non è facile, e quando hai il sintomo la prima cosa che vuoi fare è dici, vabbè, questo dolore devo mettere a tacere questo dolore, allora prendo una serie di farmaci nel tentativo di eliminare il fastidio, il disagio momentaneo. Invece Canonico che fa? Dice, io vado, riavvolgo il nastro e cerco di capire il perché di questo dolore e cosa mi sta dicendo questo dolore, no? Questo sintomo, cosa mi vuole dire. Devo essere bravo ad ascoltarlo, ma non sempre il paziente però ci riesce, perché non è un'operazione facile. Certo. Ha bisogno di un supporto, di una persona che lo guidi, no? Nei meandri del corpo e della mente, se no... Ci sono in questo senso anche, li cito infatti alcuni studi importantissimi che hanno fatto, perché tu considera questo, che già sapere perché ho quel problema, ho quel dolore, riduce tantissimo prendere consapevolezza, no? Tu, ho visto che hai letto il libro, il capitolo proprio il paziente consapevole, no? Allora, sapere perché tranquillizza, toglie la paura. Ma da solo capito? non ce la faccio. È logico, per questo ho bisogno di medici comunque che si pongono il problema. È normale. Che devo fare? Questo prendo un farmaco e buonanotte. Esatto. Però ciò non vuol dire che io non attuo una terapia che poi può essere farmacologica, chirurgica. Sì, io applico la medicina manuale da anni, tu conosci bene, però non conoscendo la medicina manuale posso attuare qualsiasi altra terapia, è normale, però nel frattempo cerco piano piano di avvicinarmi al paziente, sempre in maniera molto, diciamo, cauta, dove il paziente mi fa arrivare, perché molte volte, sai, il paziente preferisce a volte stare nella sua malattia, a volte piace stare in quella situazione, perché comunque si sente al centro dell'attenzione, sai, molte volte spostare alcuni equilibri non fa sempre bene. Molte volte invece il paziente te lo chiede, molte volte ti dice io voglio uscire da questo, voglio spostarmi. Ma quando intervieni, come dire, aumentando, tirando fuori, come si dice in gergo, tra virgolette, il dolore in tutta la sua, no, la sua forza. No, perché siamo già in risoluzione. E quindi quello è già ha già risolto quando esce il dolore. Quando esce il dolore allora, gli fai capire, devi soltanto avere pazienza e affidarsi a un bravo medico, un bravo fisiatra. Noi in genere con la medicina manuale bastano poche sedute, 3 o 4 sedute e il paziente risolve. Poi va valutato anche dal punto di vista muscolare, molte volte ci sono degli squilibri muscolari, per cui associamo anche un lavoro muscolare specifico di ginnastica. Quindi tu dici, io intervengo e chiedo al corpo. Certo, però io ho l'importanza del mio percorso completo è di non farla andare in recidiva, perché se no lui, se non ha capito perché,
quando il paziente ti dice, no, perché noi parlavamo, la malattia più semplice, io già ne parlo un pochino, no, perché per non parlare sempre di malattie ortopediche, perché tutti i giorni, no? Allora anche il libro è stato anche un mio, come dire, un modo per evadere anche da questo, per allargare. Parlo del raffreddore, no? Il raffreddore, uno nella sua cosa dice, pensa al freddo, no? Dovuto al freddo uno pensa. Allora, diciamo che dalla Svizzera in su dovrebbero essere tutti raffreddati, no? Allora, dice, gli fai capire che il raffreddore non è il freddo, ok? Il raffreddore viene anche d'estate, è stato studiato, ci sono dei virus. Esatto, per questo dico, è stato dimostrato che ci sono dei virus, ma anche lì potremmo discutere anche di questi virus, per questo dico poi il discorso si amplia, però far capire al paziente, dice guarda che ti è venuto perché è successo questo, questo e questo e questo, aiuta tantissimo, guarda. Così come alcuni studi sull'empatia, sul rapporto che si crea fra medico e paziente. Tu considera che ci sono la dottoressa Poli, sono alcuni ricercatori importanti che stanno facendo questi studi, hanno visto che se si crea questo transfer, no? Questo transfer emozionale addirittura si ha un'efficacia migliore del 40%. Cioè io trasferisco fiducia, no? Verso il medico che mi sta in quel momento visitando o curando, e dal medico ricevo la serenità e la tranquillità della possibilità di uscire dal disagio che vedi come la medicina diventa così, diventa bella, capito? Non è soltanto fatta di carte, di risonanze, di dati, mi segue? Diventa veramente un approccio che ormai deve essere così. Io sto da anni che sto dicendo questa cosa, deve essere un approccio come, diciamo sistemico, così si parla tanto di olistico, no? Questa parola io non la voglio perché tutti ne parlano, ma di olistico poi in realtà si fa poco, no? Però dovrebbe essere così, la medicina integrata, integrare più figure. Tu consideri che nei miei centri ci sono sempre varie figure, fra cui ovviamente la psicologa, c'è quindi immagina 15 anni fa, no? Inserire un centro di fisioterapia, ho inserito una dottoressa, una psicoterapeuta. No, è stato una cosa, adesso invece devo raccontare i fatti miei a lei. Tanta gente ce lo chiede, quando magari non è presente, dice ma quando torna devo parlare con lei, perché ovviamente piano piano il paziente sta diventando consapevole ed è quello che quindi dobbiamo... tu dici un conflitto psicologico può avere un suo riflesso in una parte del corpo, può sviluppare. Considera esatto che diciamo che non è psicologico ma è biologico. Io parlerei sempre di biologico, sì. Perché il discorso è proprio allora, come dire, la differenza è sostanziale, perché è già dentro di noi, mi segui? Purtroppo noi siamo quello che pensiamo, quindi fare un discorso del genere diventa un pochino, secondo me... Siamo quello che mangiamo, siamo quello che respiriamo, siamo tante cose. Quindi diventa un pochino complicato partire, però considera che l'organismo ha già dei meccanismi suoi, la natura è perfetta, ha già previsto tutto, noi dobbiamo soltanto seguirla, capito? Moderarla. Se aumenta la febbre, è normale, se la febbre arriva a dei valori alti, io devo dare qualcosina per abbassarla, ma non posso, ormai lo fanno tutti, lo sanno tutti, non posso ridurre la febbre da 40 a 37, perché non sto aiutando il paziente. Se io so che la febbre mi serve perché accelera il mio processo di guarigione, devo attenuarla, devo stare attento che si arriva a una febbre, ovviamente il medico è importante per questo, però non posso far finta che la febbre è una malattia, no. Quindi va cancellata, insomma. Va cancellata. Prima la cancelli, prima stai bene. E su questo siamo d'accordo tutti. Perché Tu considera perché è una bomba quando ci troviamo anche con altri medici, insomma, e tutti siamo d'accordo su questo, però poi in pratica si ha difficoltà spesso, perché subentra la paura. Credimi, io penso che togliere la paura sia proprio, secondo me, la missione del medico, oggi come oggi. È la più difficile. È la più difficile. Svincolare l'individuo dalle paure che sono. Però se tu riesci a spiegargli comportamenti appresi, quello che è il suo corpo, se parti dal fatto che la natura è benigna e la natura non fa nulla contro se stessa, no? Se siamo sopravvissuti milioni di anni, allora ci sarà un motivo. Vuol dire che la natura è più forte di tutti, voglio dire, noi ancora però sappiamo poco dalla natura. Ci siamo fermati un attimo, da una ventina di anni che abbiamo un po' preso
diciamo, una direzione che non è più quella che dicevamo appunto di Ippocrate o di studiosi, insomma, anche la medicina orientale stessa, no? Che un pochino ci orienta verso lo spirituale, un po' ci porta verso questi tipi di aspetti nuovi che vanno considerati proprio perché siamo un tutt'uno, siamo corpo, mente e anima. Sì, è così, sposo perfettamente questa idea che hai dell'approccio al paziente, che è un insieme, non può essere visto, uno va lì perché ha un problema, una gamba, non puoi vedere solo la gamba, devi capire con chi ha a che fare, quali sono le sue esperienze, che cosa fa, come vive, Esatto, il vissuto che rapporto ha in famiglia, con i figli, cioè sono tutti elementi che in qualche modo poi no, però vedi come diventa difficile, questo mosaico, sono tante tessere, il mosaico complessivo diventa... Perché poi non puoi fare numeri, poi devi fare qualità, capito? Invece purtroppo insomma, la nostra medicina è diventata una medicina dei numeri. Una medicina di budget. Una medicina di budget, una medicina di budget in cui l'individuo diventa spesso un numero. Se tu hai un'ora di tempo riesci a fare un discorso. Sì, no? ma questo approccio richiede però tempi più lunghi, no? Certo. Richiede una... Certo, richiede, sì, a volte le mie visite durano anche un'ora, poi dipende anche dai pazienti che arrivano. In genere sono pazienti che già più o meno diciamo, conosciamo, però in genere a volte mi è capitato, purtroppo, infatti succede spesso che magari creare un po' di aspetto un pochino, quando ovvero a volte la visita dura un'ora. Sì, ma in quell'ora, quando finisce quell'ora di confronto, hai già capito che ha deciso di Tu guarire. consideri che il paziente molte volte già dalla visita ha già capito tutto e sta meglio. Tu capisci già, Certo. perché l'avevi ascoltato. Certo. L'hai ascoltato. Perché poi sai, le parole sono quelle, no? Le parole chiave molte volte. Però le parole l'esperienza, aiutano ad aprire, certo, l'esperienza la devi avere. a vedere l'anima, insomma. C'è mio figlio, no, che vorrebbe fare il medico, però io dico, guarda, fare medicina è una missione, fare medicina devi fare una medicina, ma devi farla sempre, tutti i secondi, tutti i momenti, bisogna aggiornarci continuamente, non basta una laurea, capito? Con la specializzazione, poi ci sono i master, poi io vedo che esce di tutto, credimi, stanno facendo degli studi su tantissime malattie ancora sconosciute, ancora sappiamo poco di tantissime malattie, quindi la medicina è una branca che va fatta. Ti posso chiedere una per cosa? passione. È il tumore che segnali manda? La mia idea, questo io se tu l'hai letto che qualcosa ne parlo perché ho avuto l'esperienza delle persone mie care, quindi un'esperienza proprio personale, intima, che ovviamente hanno avuto questo tipo di problematica. Anche lì bisogna capire perché mi ammalo. Allora, la scienza ancora non ce lo spiega. Perché mi viene un tumore? Sono spiegazioni troppo ancora generiche, ok? È sempre caso per caso. Sì, ma forse perché, ti ripeto, abbiamo comunque tolto la mente. Tu considera che si parla anche in questi casi di tumori, il tumore dopo un periodo di stress, no? Ed è tanto, si va a vedere dopo un divorzio, dopo un lutto. Un lutto, sì. Okay? E là dovremmo studiare quando qualcosa. l'elaborazione non è... Là andrebbe studiato qualcosa in più, perché lì dobbiamo capire come mai questo mio lutto, questa mia perdita, questo mio, diciamo, che ne so, separazione da una persona mi ha alla fine creato una malattia. Se vai a vedere, e questa è una cosa che è scritta dappertutto, no? Due persone che vivono insieme tutta la vita, quando muore, diciamo, uno, sì, dopo un anno l'altro, sì, no? Questo andrebbe studiato davvero bene. È successo ai miei nonni a distanza di 2 mesi, uno dall'altro. Senti, perché ci ammaliamo a destra e non a sinistra? Allora io lasciamo questa cosa, così, siccome tanto vorrei che questa occasione può essere anche un motivo di dibattito tramite i social, quindi dove ci sentiamo spesso anche con te, quindi... Allora io vi dico questa cosa, va bene, però non vi dico perché, per il momento sennò sarebbe troppo lunga. Vorrei però delle conferme, così vediamo se... Allora lasciamo questa curiosità. Esatto, allora io diciamo che facciamo così, per il destrimane ovviamente, perché per il mangino è tutto il contrario, okay? Come si fa a sapere se uno è destra, destrimane? C'è il famoso test dell'applauso, no? Allora si battono le mani,
Se io batto con la destra, sono destro. Va bene? Questo è importante perché a volte ci sono purtroppo dei mangini e non sanno di esserlo, perché magari da bambino si sono corretti, che una volta si correggevano, hai visto? E anche per un fatto di neuroni a specchio, molte volte io emulo il mio amico bambino con la destra e magari rimango mancino. Quindi i due emisferi, destro e sinistro, del libro diciamo, ne parlo spesso, sono due cose completamente diverse. No? Però nel destrimane, facciamo così, se io ho una patologia a destra, ok? Riguarda sempre qualcosa legato o al lavoro o al partner. Okay? Se ho qualcosa invece a sinistra, sempre, io questo lo vedo con tutti i pazienti, ho un problema relativo ai figli o a mamma. Non mi dire perché, è lunghissimo, dovremmo fare una puntata, però proviamo a verificare. Si potrebbe verificare, dice, vediamo se è così, no? Perché poi sono dei dati iniziali. Io lo sto verificando tutti i giorni, infatti molte volte il paziente dice come fa a saperlo, no? Perché dice non è possibile, non mi conosce, dice che problema ha avuto con sua madre. Allora dice questo come lo sa? Che è successo a suo figlio? Perché tutto quello che riguarda l'emisfero perché ovviamente si intrecciano, no? Okay, cioè, e quindi considera, nel mangino ovviamente il contrario. Quindi magari ci rivediamo fra un anno così. Ma è bella questa cosa. Possiamo verificare. Mi affascina. Senti, ma a chi è rivolto la malattia mia amica, secondo te? Guarda, a tutti quelli che hanno proprio la voglia di mettersi in gioco, di conoscere, che vogliono sapere. Io questo dico, che cominciano a porsi dei dubbi, capito? Perché dobbiamo porci dei dubbi, non possiamo pensare che la medicina è malato qualcosa, la risolvo con dei farmaci, con una pillola. Devo capire perché mi ammalo, c'è un percorso che ogni paziente dovrebbe fare, perché a prescindere da tutto, qualunque persona, sia chi sta bene, sia chi sta male, deve comunque, secondo me, praticare e fare evolversi, perché poi alla fine arriviamo allo spirito, no? Arriviamo all'anima, tu consideri che è così. Io infatti il messaggio finale è che alla fine la migliore medicina è l'amore, no? Esatto, io penso che sia alla base di tutto. Perché sprigiona questa energia positiva. Esatto, quindi alla che fine si sovrappone alle negatività. Insomma, Senti, a chi l'hai dedicato il libro? Il libro è dedicato a mia zia, che è stata proprio lei che mi ha spinto, poi purtroppo ha avuto una malattia, diciamo, grave, ci ha lasciato l'anno scorso, è mia zia Giuliana. Tu citi una frase di Ippocrate molto bella, la leggo: la vita è breve, l'arte lunga, l'occasione fuggevole, l'esperienza fallace e il giudizio difficile. Ed è tutto qua dentro. Esatto. È la sintesi perfetta di quello che c'è in questo libro che si chiama La malattia è mia amica. Io l'ho recuperato da Amazon, me lo sono ordinato, è arrivato subito a casa e l'ho divorato perché mi trovo molte cose che, come dire, in sintonia con me stesso. Ho sperimentato, anche leggendo questo libro, anche i casi che sono contenuti in questo libro, alcuni mi appartengono, che è quasi come se li avessi vissute. Giuseppe Canonaco, medico fisiatra, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti dico veramente complimenti, perché questa fessura dalla quale ci costringi a guardare la malattia mi appassiona molto. Ti faccio i complimenti. Come no? Grazie. E ci devi un'altra puntata, poi ci spiegherai bene questa cosa. Ma ci sarebbero tantissime cose da spiegare, però sai, ti ripeto, la spinta emotiva, vedi, ora sono un pochino emozionato pensando appunto a mia zia, poi neanche farlo apposta tu conoscevi che adesso il mio suocero è una persona insomma eccezionale, e anche lì capito, abbiamo fatto dei bei lavori, delle belle cose, abbiamo cercato però non sapendo da dove parte, non sappiamo perché diventa tutto. Allora questo, ecco, tu mi dicevi prima a chi è, io vorrei che tutti, perché secondo me la spinta deve partire dal basso, credi, la spinta deve partire dalle persone, dai pazienti, perché la medicina se no si adagia un po', come dire, andiamo a svegliare un po' tutti, perché dobbiamo svegliarci, nel senso perché dobbiamo per forza
far capire, cioè capire perché alcune volte succedono delle cose, che possono essere anche viste in maniera positiva, come dice il mio libro, possa essere un'opportunità, però dobbiamo saperlo. Dobbiamo saperlo, sì. Io, se fosse possibile, onestamente, porterei Canonico a fare una serie di conferenze, a parlare alle persone, perché avete visto con che come dire, emotività trasferisce i concerti, è una cosa molto bella. Ecco perché c'è tanta gente che gli vuole bene e lo stima, come professionista e come uomo. Grazie, Pino Canonico, noi ci vediamo domani. Arrivederci. A questo è il libro, mi raccomando. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!